Ben ritrovati ai nostri ascoltatori, sono Ketty Redia della Voce di Rovigo, siamo negli studi di Delta Radio nella nostra rubrica Caffè Deck, pillole di diritto che ci aiutano a capire il mondo. Cerchiamo di scegliere argomenti di attualità e questa sera parliamo di un argomento molto caro soprattutto ai veneti, parliamo di terzo mandato. Buonasera professore. Buonasera a tutte e tutti. Ecco, dicevo, l'argomento è di strettissima attualità e tocca il cuore dei veneti perché senza terzo mandato non ci sarà uno Zaia-ter. Nel 2025 ci saranno le elezioni regionali e Zaia dovrà rinunciare al suo mandato. Quali sono gli ostacoli di questa proposta? Allora, intanto Ketty mi viene da dire con una piccola suggestione che in realtà è un tema che ormai riguarda, tutta la penisola, visto che di fatto anche in aula, negli ultime settimane non si è discusso d'altro se non di questo terzo mandato, di questi diciamo fughe in avanti, in particolar modo del gruppo, parlamentare della Lega che ha presentato degli emendamenti al decreto elezioni per permettere questo terzo mandato, però va detto per onestà intellettuale che in realtà la questione riguarda anche un'altra regione, la Campania e quindi anche il centrosinistra, insomma il C'è calo De de Luca c'è che è De Luca molto che anche lui insomma vorrebbe fare questo terzo mandato. Ora, qual è il problema? Il presidente della regione, e ci tengo a dire presidente della regione perché noi non ce li abbiamo i governatori, perché le regioni non sono stati di uno stato federale, sono regioni, con limitazione legislativa che le regioni hanno. Ora, questi presidenti sono eletti, è vero, direttamente dal popolo e, se noi però andiamo ad osservare come funzionano tutte diciamo tutti gli altri meccanismi istituzionali anche altrove, dove c'è un'elezione diretta di chi poi ha la funzione esecutiva, perché di questo si parla, no, il presidente della regione è l'organo esecutivo della regione, esattamente come il sindaco è l'organo esecutivo della, diciamo, municipalità. Ora, queste figure sono sempre contraddistinte da diciamo, una limitazione nel numero di mandati. Pensate, adesso faccio diciamo, utilizzo digressione. una digressione enorme e faccio un paragone, se volete, quasi paradossale, però pensate anche agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il presidente degli Stati Uniti può essere eletto 2 volte al massimo, poi necessariamente ci deve essere il ricambio. Perché? Perché quando parliamo di figure di vertice esecutive di una territorialità, è necessario assicurare l'alternanza. Perché? È vero, il diciamo, il divieto di terzo mandato in qualche modo va in conflitto con il concetto di sovranità popolare, tradotto: se i cittadini vogliono perché non possono scegliere di nuovo per la terza volta, di nuovo Luca Zaia o, De Luca? Perché in realtà c'è un altro interesse costituzionalmente rilevante che noi dobbiamo salvaguardare, cioè il buon funzionamento del meccanismo democratico. Ora, come faccio ad assicurare che il meccanismo democratico funzioni bene? Ad esempio impedendo che si creino delle clientele. Ora, quando diciamo una posizione apicale viene mantenuta per un periodo troppo lungo, il pericolo che si creino delle clientele e quindi che il voto non sia più un voto libero, ma Libero. sia un voto viziato da, diciamo, altri tipi di meccanismi, esiste. Uno potrebbe dire: "Ma in questa regione non esistono meccanismi clientelari e quindi non sarebbe necessario". Certo, ma noi le norme non le scriviamo per le ipotesi più virtuose, noi le scriviamo per evitare che si verifichino invece le ipotesi meno virtuose, quindi a difesa di. E in questo si sostanzia il divieto di terzo mandato. Quindi è un contenimento rispetto a una ipotesi che è possibile si verifichi, proprio perché quando si esercita una funzione di vertice per così tanto tempo è molto facile che si creino dei meccanismi. Faccio un esempio: il presidente della regione ha dei poteri di nomina, nomina dei funzionari e li nomina Beh in sì. posti chiave. Quindi anche in questo l'alternanza garantisce che quei posti non siano politicamente sempre occupati dagli stessi soggetti. Quell'alternanza garantisce quindi che ci sia un migliore funzionamento della macchina amministrativa. Siamo di nuovo in redazione con Ketty Redia della Voce di Rovigo, Michele Di Bari, professore di diritto costituzionale all'Università di Padova. Stasera parliamo di terzo mandato e il professor Di Bari ci stava raccontando quali erano gli ostacoli a questa proposta di terzo mandato che tanto piacerebbe a una parte del centrodestra e anche a una parte di popolazione perché non neghiamolo, Zaia è stato votato l'ultima volta con il 75% dei voti, praticamente plebiscitario, e l'ha superato solo Putin, ma Putin non È sappiamo in un'altra che modo realtà. l'abbia, è completamente un'altra realtà.
Ecco, diciamo il problema in questo caso non potrebbe essere il fatto che non c'è, però una, figura, che possa avere la stessa competenza, la stessa esperienza, cioè chi è vero che chi, amministra può anche creare dei delle clientele, però è anche vero che acquisisce un'esperienza che è Ti fondamentale. rispondo con una domanda, Ketty, lo so che in questo caso invertiamo i ruoli, però ti rispondo con una domanda: ma possibile che una, diciamo, formazione politica come il centrodestra o il centrosinistra abbiano un solo uomo o una sola donna? Perché poi è questa la domanda che ci dobbiamo porre. È vero, è un rischio scegliere un altro candidato, perché un altro candidato potrebbe non avere le stesse competenze di quello, diciamo, che lo ha preceduto. Ma lì la domanda è: come selezioniamo la classe politica e quindi la classe dirigente? Quindi io mi aspetto da un partito È molto vero, quello è un grande. argomento sconfinato, cioè se c'è una scuola, adesso una scuola amministrativa, una scuola politica, abbiamo anche tanti politici che si improvvisano, no, nell'amministrazione. Anche E perché mi verrebbe da dire, se è vero, cioè se è vero che questo è il rischio, allora è vero anche un'altra cosa, che questo presidente ci è capitato per caso e siamo stati fortunati. Io mi rifiuto di crederlo. Io penso invece che questo presidente sia arrivato dove è arrivato perché è stato selezionato per le sue competenze. Mi immagino che un grande partito come la Lega o il centrodestra più in generale sia in grado di selezionare un altro bravo candidato in grado eventualmente di assolvere la sua funzione e quindi sostituirlo. Questo vale per il centrodestra, vale per il centrosinistra. È ovvio che questo impatta con la sovranità popolare, però noi ci aspettiamo anche che la politica operi delle scelte, no? sì. E noi diciamo siamo un po' preoccupati dal cambio, ovviamente poi quando una cosa va bene è sempre, difficile cambiare, perché in realtà Zaia, più volte, ha dimostrato leggerezza rispetto a questo argomento, almeno, ai microfoni è sempre stato lui saprà cosa fare insomma, della sua vita e del suo futuro. L'ultima domanda che faccio quindi è, diritto costituzionale che io la Carta costituzionale la considero abbastanza perfetta, ecco, mi dispiacerebbe che venisse cambiato. Nella storia italiana, in questi anni della storia Concordo italiana con te. esatto. Tutte le volte che è stata, e lasciamelo dire, manomessa, non diciamo modificata, manomessa, pensiamo alla grande riforma del 2001, le cose non sono andate meglio. Mh-mh. Quindi E quindi niente, da questo punto di vista il terzo mandato come lo giudichi? allora, devo dirti, non c'è un vincolo su questo in Costituzione, quindi non è questo il problema. Stiamo parlando di una legge ordinaria, che è la stessa poi che diciamo vige anche per i sindaci. Ehm, io però penso e sono fortemente convinto che per quanto riguarda le posizioni apicali, faccio un esempio, un'altra delle critiche che si può fare alla famosa riforma del premierato introdotta è l'assenza lì di una, impossibilità a svolgere quello stesso mandato per 2 volte consecutive. Ma perché? Perché le posizioni apicali devono essere rinnovate. In democrazia funziona così. La democrazia è, diciamo, vive se c'è l'alternanza. Se non c'è l'alternanza non è democrazia. È qualcosa di molto simile a quello che accade da un'altra parte, pensiamo ad esempio a quello che è accaduto appunto nella Federazione Russa, loro chiamano loro stessi democrazia, io non li chiamo democrazia. E nemmeno io. Grazie mille professore. Buonasera.